questo è un disco made in Veneto. Attenzione. Made in Veneto, dalla cover black, all'apparenza così, diciamo così, molto anonima, ma è tutt'altro che anonimo questo disco. Perché? Perché la storia dietro questo disco è molto simpatica. Allora, è fatta da un ragazzo italiano di Cortina, Schedule. Non so se avete mai sentito. No, non conosco. Questo ragazzo è veramente in gamba, un ottimo produttore di musica techno. E lì per lì io non lo conoscevo, l'ho conosciuto a Treviso recentemente. Ok. C'era il concerto dei Planet Funk. Ai Suoni di Barca. Ok, sì. Io ero andato lì per visitare gli amici del Tortuga e ho conosciuto questo ragazzo che in realtà mi ha riconosciuto lui perché avevo suonato un set con Marco Zangrando, un back to back, e ho detto, hai suonato con Marco? E ho detto sì, e lì abbiamo cominciato a parlare e insomma ho scoperto che anche lui era un DJ, anche lui era un produttore, e poi quando siamo andati all'after party al Tortuga, insomma abbiamo avuto modo di scambiare qualche chiacchiera in più e mi ha detto che appunto aveva una label che si chiama Nord Limited. Io lì per lì onestamente ti dico non avevo connesso i punti. E ho detto, gli ho detto, c'è qualche campanella che mi suona, ma non riesco a mettere ancora A fuoco. a fuoco, no? Dopodiché, tra l'altro nell'after party abbiamo suonato un back to back, io e Schedule, è stato bellissimo e mi è piaciuta molto la sua music selection e quando sono tornato a casa, la settimana dopo, ho controllato il mio ordine dei dischi pre-ordine che avevo fatto. Ok. E guardo e vedo questo Nord Limited, ho detto, ok, mi faccio un po' di scratch my head e say, potrebbe essere, and then I go and check it, and actually it was Schedule. So, questa che stiamo per ascoltare è la 8ª release di Nord Limited, bellissima, ci sono 4 tracce. Ne abbiamo sentita una nel precedente 0 to 100, ma la condivido ulteriormente, anzi questa volta condivido l'altro lato, lo vediamo qui, Nord Limited 08. Ci sono 2 tracce fatte da Schedule, una è Primitivo, l'altra è Resistant, e questa è un altro artista, JXTPS. Ascoltiamo la B1, devo dire una production ricca di energia e anche un buon DNA, devo dire, a livello musicale, molto unico, un buon ingrediente da aggiungere alla propria bag. Quindi mentre prepari il tuo prossimo e ultimo disco della nostra serie, ci guardiamo e ci godiamo insieme questo disco Made in Veneto. Schedule everyone, streaming live 0 to 100 dal beautiful Creative Center in Conegliano, Italy. There you go, Nord Limited, Nord 008, la 008 di Nord Limited. Cosa ne pensate di sto disco? Una bella bomba esagerata. Bella produzione. Sì. Ma interessante poi comunque conoscere anche che ci sono dei ragazzi qui vicino a noi che fanno queste belle produzioni, insomma, questa ricerca anche musicale. Sì. Perché adesso trovare dei dischi è, secondo me, difficile, cioè comunque ci vuole tempo. Sì. Ci vuole tempo, il modo anche, e non so tu come fai Sì. il tuo momento della ricerca dei Adesso tuoi te lo dico. dischi.